Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. In apertura gli aggiornamenti sulla strage di Casteldaccia a Palermo. Tra domani e lunedì si svolgeranno i funerali delle 5 vittime, intanto è ormai accertata anche la causa del decesso per intossicazione e asfissia, così come emerso dalle ultime 2 autopsie. Incidente mortale sulla Ionio-Tirreno, la vittima è il catanese Antonio Marino, 55 anni, deceduto sul colpo. Nello scontro frontale è rimasto ferito anche un altro uomo. Ci spostiamo a Palermo, dove un uomo è rimasto ferito a seguito di un agguato a colpi di arma da fuoco. La vittima, colpita alle gambe, è ricoverata all'ospedale Villa Sofia. Restiamo nel capoluogo siciliano. Un dipendente della RAP, coinvolto in un'inchiesta per assenteismo, avrebbe tentato di buttarsi dal terzo piano della sede, ma è stato salvato da un collega. Chiudiamo con il meteo. Le piogge dei giorni scorsi non molleranno le prese nemmeno domani. Gli esperti infatti parlano di una nuvolosità diffusa, precipitazioni nella media stagionale. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.